Allora, cari amici, come vi avevo detto, qui c'è Villa Pomodoro, che ormai non c'è più nulla. C'è qualche palo per terra di quelli che io ho usato per fare la struttura. La roulotte veniva messa più o meno nella distanza in cui si vede quella struttura là in fondo. Lì avevo la roulotte e qui c'era la casetta che si infilava sotto la siepe, si andava sotto la siepe qui tipo, e c'era questa casetta. Adesso ci sono tutte altre cose, ci sono dei ruderi, c'è un gabinetto in disuso, però qui c'era la casa dove io dormivo e i pomodori venivano piantati qua vicino. I pomodori Villa Pomodoro, questa era la cosa più bella. E io la mattina presto quando mi alzavo, intanto avevo l'irrigazione a goccia e bagnavo queste piantine e ma venivano su delle cose incredibili. Melanzane, le melanzane erano incredibili. Non ve le dico perché sennò mi dice sei un bugiardo, infatti non ve lo dico perché poi non piace dire le bugie. Erano melanzane incredibili. Poi mi avevano portato dei semi, alcuni turisti che venivano dalla Toscana, che venivano dalle Marche. Allora, le Marche c'è un mare bellissimo e vengono qua. Perché il mare di Sardegna regna. Sì. E quindi io tutte le mattine ero qua, a Villa Pomodoro. Mi svegliavo e un'idea c'era pronta per tirare su un nuovo spettacolo. Ma voi immaginate quanti spettacoli ho preparato qui dentro. E questo è il modo in cui i più grandi comici italiani oggi, da Fiorello, Panariello, allo stesso modo, come che si chiama, anche Troisi, Aldo, Giovanni e Giacomo lavoravano in Sardegna, a Orosei, in una struttura dove loro ascoltavano le mie cassette. È una cosa incredibile, è bello, perché io un giorno sono in aeroporto a Milano, aspettando per prendere il mio aereo, e vedo questi tre che mi vengono incontro gridando Benito, Benito. Io non li avevo mai visti di persona e in quel momento mi sono sentito a Milano di casa con dei milanesi. Una cosa bellissima. Poi purtroppo quella fotografia l'ho persa, abbiamo fatto una fotografia, l'ho persa perché erano entrati i ladri in una casetta in campagna che avevo vicino a Santa Giusta, sono entrati i ladri e mi hanno portato via quella macchina fotografica con quella fotografia lì. Quella fotografia per me ha un valore grandissimo. Aldo, Giovanni e Giacomo, due persone incredibili, tre persone incredibili. Sì. Lo sa fare solo lui, non dobbiamo manco tentarci a fare le cose che fa lui, no, è incredibile. Niente, in questo momento sono in estasi perché sono con voi. A me capita ogni tanto di incontrare delle persone, mi dicono ti ricordi in quel posto lì quando tu facevi gli spettacoli che noi venivamo lì? Sì, io mi ricordo il posto ma non mi ricordo di te. Eppure ci siamo salutati. Hai visto che macchina avevi? E mi dicono, cosa c'entra la macchina? Appunto, non c'entra niente la macchina, ma non c'entra neanche il fatto che tu dici che devo ricordare. O no? O no? O sì o no? Ma guarda che roba! Qui era nato anche il maresciallo Serpis. Ragazzi, non è facile il discorso. Il sindaco, il sindaco Mallos, il sindaco Mallos, una cosa incredibile. Cioè io mi sono veramente divertito nell'arco della mia vita. Ecco perché alcuni si fanno la domanda e mi chiedono ma come mai sei così giovane? Non è colpa mia. Io ho cercato di viverla bene, nella maniera in cui puoi viverla con la tranquillità. La tranquillità è quella che ti dà la sicurezza, perché diciamo, lo stress praticamente ti priva di certe cose. Non sei tranquillo, quindi vivi male, ti ammali. Cercare soprattutto di vivere con un lavoro tuo. Se tu riesci ad avere un lavoro tuo, la libertà ti dà
la possibilità di vivere più a lungo. Io da poco parlavo con un'amica che ancora non è rientrata, si trova in Nigeria ed è un po' difficoltosa perché per farla partire, sia per il coronavirus perché c'è una situazione politica che, mamma mia. E parlando con lei mi ha spiegato che la vita media lì, l'uomo e la donna, 40 anni. Dopo 40 anni sono proprio vecchi, vecchi. Come noi 50 anni fa, i nostri padri, i nostri nonni erano vecchi a 40 anni. Io infatti mi ricordo raccontando una barzelletta 50 anni fa, facciamo 60 anni fa, con i Barrittas. Raccontavo questa barzelletta dove il racconto di una persona, c'era questo qua, dico, aveva vecchio, ormai aveva 30 anni. Oh, l'ho riascoltata oggi e ho detto, ma è possibile? Ed era dovuto dal fatto che noi venivamo fuori da un periodo in cui la vita media dell'uomo e della donna in Italia era 40 anni. A 50 anni era 50 anni, complimenti, a 51, adesso dicono a 100, a 101, oggi dicono a 110. C'è gente che ha 115 anni, visti io. C'era uno che ha detto voglio arrivare a 120, e ha detto babbo per favore basta, stai zitto perché stai rompendo le scatole. Non so se avesse ragione o torto, non lo so. A me fa ridere questa cosa, però è proprio vero. Io conosco delle persone che stanno male, sono giovani e sono come se fossero, diciamo, persone vecchie. Su col morale, mi raccomando, gente, dovete tirare sul morale. Ascoltate le mie cose, almeno vi aiuto. Qualche mese ve l'ho fatta in più, dai ragazzi. Cioè io non è che voglio stare lì a regalarvi le cose, però se fate 10-15 anni in più ascoltando le mie cose, va bene. Non è che vi sto chiedendo soldi, non vi chiedo niente. Quindi entrate, ascoltate e state giovani. Non è possibile. Vedete, questo posto qui, questo per me è un tempio. Il tempio del teatro. Bello. Bastardo. Una frase così può offendere o no. Dipende dal tono. Si usa nei film per dare più aria cattiva ai protagonisti, aiuta lo sguardo e diventa più forte la rabbia di chi in quel momento è il centro che deve trattare in quel modo il soggetto. È una sfida pesante, perché mette in gioco nel forse la tua dignità, la famiglia, la mamma e il papà. E chi te lo dice pronuncia la frase con i denti ben stretti e la voce un po' rocca, bastardo, per dare più spazio alla sfida e istigare la rabbia. Si dice scherzando chi è molto attento e intoccabile scaltro, a colui che portava il cognome di mamma, i signori trovati e nati per caso. In natura il bastardo è spinoso, geloso, vuole essere al posto degli altri. È vero. I cani sono loro che danno lo spunto per dire bastardo di razza. Chi muove la coda da baia ti guarda ma non sa niente. Non sa che appartiene a una razza. La salute della razza dipende da te, che decidi dove, quando, come, la mamma, il papà, il pelo, l'altezza, il colore, il valore di ciò che farà. Tornando al bastardo colore dell'uomo, se è più forte o di meno, dipende da ciò che sai fare. Se sei un calciatore eccellente della squadra avversaria sei bravo, ma sei sempre un bastardo. Ecco, questa è una poesia che a me piace tantissimo, dove camminando bordo a bordo si parla un po' di quella frase che si usava una volta, si diceva bastardo perché uno era nato per caso, perché la mamma aveva avuto in gioventù questo flirt ed era nato un figlio e quel povero figlio era marchiato, era segnato, però oggi i tempi sono migliori. Almeno da questo punto di vista i tempi sono veramente migliori. Abbiamo fatto dei progressi. Siamo tutti uguali. Siamo abbronzati, ce ne sono scuri, ce ne sono più scuri. Ad esempio, io se un negro mi dice che sono bianco non mi offendo. Probabilmente se io accenno perché mi impappino davanti a lui, non so che cosa dire, cioè come esprimermi, magari ci rimane male. Però bisogna capire, bisogna che finalmente iniziamo
a capire che siamo persone, siamo tutte persone, più scure, più bianche, più nere, più gialle, siamo tutti nati dallo stesso stampo. Ciao a tutti, ciao e ricordatevi di iscrivervi su YouTube. Vi ringrazio per i pollicini, per i cuoricini, per le stelline, per tutte le cose che fate. Ciao, grazie a tutti. Ciao, ciao.